Un saluto agli amici di Guida ai Campionati, siamo con Luca Gaiotti, capitano del Vittorio Falmec. Allora Luca, oggi avete vinto 5-2, mancano 4 partite, cosa ne pensi? Beh, oggi non abbiamo fatto una grandissima partita, forse eravamo anche un po' rilassati perché abbiamo un buon vantaggio rispetto ai secondi, giocavamo con l'ultima in casa e quindi pensavamo forse che fosse facile. Comunque l'importante era fare 3 punti e adesso domenica andiamo a San Polo e vediamo cosa succede, insomma. Avete subito 8 gol in 25 giornate, oggi ne avete preso 2. Purtroppo sì, ci rode un po' aver preso gol, però sono stati anche 2 episodi un po' sfortunati, peccato comunque, penso che non... Capita anche questo, comunque dai, penso che abbiamo fatto bene durante l'anno, insomma. Avete una buona difesa dunque. Sì, sì, merito comunque anche di tutta la squadra, questo da dire, insomma. Mancano 4 partite, dicevamo, manca un punto per vincere il campionato. Sì, manca un punto, però manca un punto, quindi bisogna andare a prendercelo, speriamo di prenderlo già domenica prossima e poi di festeggiare con i nostri tifosi qua in casa, visto che le ultime 3 le abbiamo qua in casa. Ringraziamo Luca Gaiotti, in bocca al lupo. Crepi.